Scappano dalla guerra e vengono accolti dal comune di Grotte, la storia di 4 donne e 2 bambini partiti da Kiev. Arrestato il marito della donna uccisa a Lentini, si è trattato di femminicidio. Maxi operazione antidroga a San Giovanni Calermo nel Catanese, fatture false per oltre 300 milioni a Palermo, sequestrati beni per 78 milioni. Indagine dati Covid falsi, la procura chiederà rinvio a giudizio per l'assessore regionale Razza. Inchiesta Waterloo, 48 sul banco degli imputati, processo a carico di un poliziotto che ha fatto schiaffeggiare 2 migranti. Il Consiglio Comunale approva la mozione del capogruppo azzurro Simone Gramaglia. Il Comune si impegna a garantire una giusta tassazione nelle zone edificabili in cui non si può edificare. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Guerra in Ucraina. Grotte accoglie 4 donne e 2 bambini fuggiti da Kiev. Il nostro direttore Arturo Cantella. Grande festa ieri sera nel piccolo comune di Grotte dell'Agrigentino per l'arrivo di 6 persone ucraine in fuga dalla guerra in corso, tra di loro anche 2 bambini, uno di 1 anno e mezzo e l'altro di 8 anni circa. Gli abitanti dell'Ucraina saranno ospitati in un appartamento messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Grotte. A mobilitarsi per l'accoglienza è stato il professor Beniamino Biondi, che da quando è scoppiata la guerra è stato nominato responsabile di un'associazione ucraina in Sicilia per tutte le necessità del caso. Ricordiamo come nel marzo del 2019 il professor Biondi accolse presso l'Accademia Michelangelo organizzando un gemellaggio culturale con la cittadina di Leopoli. Biondi ha seguito personalmente il viaggio in Sicilia degli ucraini, sostenendo anche il costo dei biglietti aerei da Cracovia a Palermo, ad accogliere Irina, 39 anni, Ludmila, 54 anni, Nemidia, 67 anni, Valentina, di 67 anni, Vladislav, 8 anni e il piccolo Dimitri, come detto, di appena 1 anno e mezzo. A dare il benvenuto a Grotte a nome del comune è stato il vice sindaco Roberta Di Salvo e il presidente del consiglio Aristotele Cuffaro, ovviamente a tanta gente che ha dimostrato molto affetto, accoglienza e calore. Questo sia l'inizio di apertura di corridoi umanitari seri, sicuri, che permettano a queste persone sì di evadere dalla guerra, ma di trovare nei posti dove arrivano sicurezza e sicuramente uno stile di vita di migliore. Oggi per noi è davvero un grande traguardo perché concretamente siamo riusciti ad aiutare queste persone che adesso saranno qui con noi, li porteremo i bambini a scuola, faremo a loro le visite, faremo i vaccini. Noi vi auguriamo di vivere una vita serena all'interno della nostra comunità, nella speranza di ricongiungersi presto comunque con i loro familiari e nella speranza che questa atrocità finisca subito. Speriamo di, nel nostro piccolo, poter acquietare il vostro dolore. Sappiamo che state provando, che il vostro popolo sta provando dolori atroci, perdite e ferite indicibili. L'amministrazione comunale e l'intero consiglio comunale unanimemente, che mi onoro di rappresentare, hanno adottato immediatamente ogni azione per poter iniziare questo percorso di corridoio umanitario tra Grotte e la vostra nazione, l'Ucraina. E per questo vogliamo ringraziare anche Beniamino Biondi, che si è prodigato tantissimo e sta facendo tanto. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di darvi con tutta la nostra buona volontà una grossa mano di aiuto e ringraziamo inizialmente le 2 famiglie che hanno dato la disponibilità degli alloggi, la famiglia Todaro e la famiglia Arnone. Spero che altre famiglie si aggiungano per dare ancora continuità a questo corridoio che si è aperto.
La svolta in meno di 3 giorni dalla scoperta della donna senza vita. Fermo di polizia giudiziaria in carcere con l'accusa di omicidio volontario per Massimo Cannone, il tappezziere di 45 anni, ritenuto l'omicidio della moglie Naima Zahir, la donna 45enne, trovata morta sabato sera nella sua casa di Lentini con un coltello conficcato nel collo. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Siracusa e dai colleghi del commissariato di Lentini in un garage accanto alla sua abitazione, finita sotto sequestro dopo il ritrovamento del cadavere della donna. Dopo una lunghissima notte di interrogatorio, Cannone ha prima fornito versioni contrastanti sul ritrovamento della moglie esanime. L'uomo ha sostenuto di averla trovata sul letto di casa, di aver estratto la lama per tentare di rianimarla, di avere pulito il sangue per terra perché, sono le sue parole, il cervello mi è andato in tilt, e ha ipotizzato che la moglie, ancora sue parole, abbia fatto tutto da sola. Poi ha confessato. L'autopsia effettuata sul corpo di Naima Zahir ha rilevato che l'uomo avrebbe colpito la donna con 2 colpi di coltello alla gola. La donna quindi sarebbe morta sgozzata in pochi istanti. Fatture false per oltre 300 milioni di euro. La Guardia di Finanza sequestra preventivamente beni per un valore di 78 milioni a una società di Palermo. Il nostro direttore Arturo Cantella. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura per un valore complessivo di oltre 78 milioni di euro alla società palermitana Runex, che opera nel settore del commercio all'ingrosso di metalli. Avrebbe infatti evaso un'imposta sul reddito delle società e l'IVA. Le indagini condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria sono scattate durante un controllo fiscale nei confronti della Runex, la cui sede di via Imperatore Federico è risultato un mero recapito per la corrispondenza. L'impresa risultava priva di mezzi locali, di attrezzature, di utenze e pur non avendo mai presentato dichiarazioni, versato imposte né avuto personale, avrebbe formalmente intrattenuto transazioni commerciali per rilevanti importi negli anni 2016 e 2017 con una società di capitali, la ADN Marteng, con sede a Roma. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito perquisizioni e accertamenti bancari finalizzati a ricostruire rapporti economici commerciali tra le due società. Secondo quanto accertato, la società palermitana sarebbe stata una cartiera che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società romana, che a sua volta avrebbe rivenduto solo sulla carta la merce oggetto di precedente fatturazione ad altre 2 società con sede a Napoli e a Milano. Si tratta di Triossido di Mobildeno, Bramme e Coilis. Rispettivamente sono la Sifer SRL e la Fercal. In questo modo sarebbero state generate fatture false per oltre 312 milioni di euro, abbattendo in modo illecito il reddito imponibile delle società destinatarie delle fatture false attraverso la contabilizzazione di costi fittizi, nonché l'indebita detrazione sull'IVA. I 6 rappresentanti legali delle società citate coinvolte sarebbero indagati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili. A Natale un panettone per i clienti tossici più affezionati per fidelizzare gli acquisti durante le feste. C'era un modello di gestione manageriale a San Giovanni Galermo, nel Catanese, nella storica piazza di spaccio di via Ustica 22, una zona impenetrabile dagli investigatori. Dagli anni 90 Siuk della cocaina con un profitto di 10.000 euro al giorno, sempre scampato a operazioni blitz, ma non all'ultimo. All'alba 250 poliziotti hanno d'assedio il quartiere. Gli agenti della mobile, su ordine della procura distrettuale, hanno eseguito 37 misure cautelari. 30 persone sono finite in carcere, 3 domiciliari, un obbligo di dimora per una donna, 3 gli irreperibili, tra cui Carmelo Ventaloro, ritenuto a capo dell'organizzazione. Con lui ai vertici della banda anche Vito Gangi, detto Nino Povero Amore, e Concetto Consoli, Cicciu Uniura. L'indagine, durata un anno, dal settembre del 2019 all'ottobre del 2020, è stata denominata Mezzaluna. Prende il nome
dalla forma delle strade di Via Ustica, nelle quali si è concentrata la piazza di spaccio, principalmente di cocaina ma anche di marijuana. Ricostruito il giro di spaccio, che poteva contare di 5 turni con pusher e vedette H24 in un'abitazione blindata al quinto piano dello stabile più alto. I rifornimenti di cocaina arrivavano prevalentemente dalla Calabria. Continua il dibattito in città circa la possibilità di riprendere il vecchio progetto dei rigassificatori a Porto Empedocle, tanti pareri contrastanti tra loro, tra chi è favorevole e chi no. Anche recentemente una dichiarazione del governo per via del ministro dava la possibilità di poterlo realizzare vista la crisi energetica provocata dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina, che sta portando il prezzo alle stelle con grandi difficoltà delle famiglie e l'economia nazionale. In tal senso interviene nel dibattito anche il segretario della UIL Gera Acquisto, che afferma come non è più il caso di procrastinare mai come ora, necessitiamo di approvvigionamenti energetici, non si fa altro che parlare di transizione energetica e soluzioni sostenibili. Che ci preoccupa è come arriveremo al raggiungimento di questi obiettivi. Indubbiamente, continua il segretario Acquisto, anche nella nostra provincia si sono fatti dei passi avanti, ma la produzione di gas in Italia è arrivata ai minimi storici. Nonostante il nostro territorio sia ricco di giacimenti di gas, dipendiamo dalle importazioni che a causa della situazione di crisi attuale rappresentano un problema che graverà sull'economia dei cittadini e del nostro territorio già martoriato a sufficienza dalla pandemia. Gli aumenti del costo delle materie prime e dell'energia ci impongono di riconsiderare il sistema di approvvigionamento delle materie prime, soprattutto per ciò che concerne il gas. A dichiararlo il segretario della Wiltec Agrigentina Giovanni Manganella, che continua come l'interesse di Enel sul progetto che riguarda la costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle e la recente sentenza del TAR che consente la costruzione del gasdotto che collegherebbe il terminale alla rete nazionale ci fa ben sperare che qualcosa si muova ancora. I due sindacalisti, Acquisto e Manganella, ribadiscono che riproporre la costruzione di questa infrastruttura energetica oggi è fondamentale per la nostra provincia, per la Sicilia e il Paese. Il progetto, ricordiamo, aveva una capacità produttiva di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Rimettere in piedi, secondo i sindacalisti della UIL, e portare a termine la costruzione del rigassificatore, compreso il metanodotto di collegamento alla rete nazionale, necessita comunque tempi lunghi. Il Paese avrebbe bisogno di almeno 4 rigassificatori perché la transizione energetica avverrà nel lungo periodo e attraverso l'uso del gas. Intanto nuove notizie arrivano dalla regione siciliana. Bocciato dall'Aula con parere negativo del governo e con voto contrario del PD un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle a firma dell'onorevole agrigentino Giovanni Di Caro, che puntava a impegnare il governo regionale a intraprendere iniziative nei confronti del governo nazionale per stoppare il progetto di un rigassificatore a Porto Empedocle. Con la scusa di una guerra, dice Di Caro, si punta a ripescare un progetto vecchio dimenticato che richiederà tempi di realizzazione di almeno un decennio, non si sa con quale ricadute occupazionali, con contraccolpi negativi per il territorio. Abbiamo un territorio devastante, continua il parlamentare di 5 Stelle, privo di qualsiasi tipo di infrastruttura idonea alla vocazione turistica dei luoghi meravigliosi in cui viviamo, e si dà priorità a strutture di questo tipo senza tenere in nessun conto la volontà dei cittadini del territorio, che più volte hanno rappresentato il timore che da questa struttura scaturiscano più danni che benefici che potrebbero penalizzare il settore turistico locale e le attività lavorative più strettamente legate all'economia marinara. Troppe volte, continua l'onorevole Di Caro, con la scusa delle emergenze che ora non finiscono mai, si sono commessi errori irreversibili per il territorio e per i suoi abitanti. Vedi Ilva di Taranto, in questo senso docet. Dispiace, conclude il parlamentare di 5 Stelle, che a favore del rigassificatore si sia espresso anche il Partito Democratico, oltre che al governo. Intanto da Roma arrivano nuove novità. L'onorevole Filippo Perconti comunica di avere presentato un'interrogazione parlamentare indicando tutte le criticità avanzate sia dall'associazione che da alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, cercando di capire quale sia la reale intenzione del governo, in quanto a oggi nessuno è stato informato. L'onorevole Perconti si è detto disponibile a incontrare i rappresentanti del comitato del no
al rigassificatore per poter sapere esaminare meglio quali siano le criticità del progetto. Maxi inchiesta sulla gestione della società Girgenti Acque, che per anni ha gestito il servizio idrico in provincia di Agrigento. La procura ha depositato una richiesta di archiviazione riguardante una sessantina di persone inizialmente indagate, ma il prossimo 6 maggio sul banco degli imputati al processo Waterloo si siederanno 48 persone. I dettagli nel servizio. È stata fissata per il prossimo 6 maggio l'udienza preliminare del processo Waterloo, scaturito dalla maxi inchiesta sulla gestione della società Girgenti Acque, colosso riconducibile all'imprenditore Marco Campione che ha gestito per anni il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Sarà il giudice dell'udienza preliminare Micaela Raimondo a celebrare il procedimento che vede come imputate 48 persone. Il pool di magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Velle, composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazzi e Antonella Pandolfi, ha messo un punto fermo su un'attività di indagine durata oltre 4 anni e culminata il 23 giugno 2021 scorso con l'emissione del fermo a carico di 8 componenti del disciolto Consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. Provvedimento che non è stato convalidato dal GIP Francesco Provenzano e non ha superato il vaglio del Tribunale del riesame che ha scarcerato tutti gli indagati. Nella lista degli imputati figurano tutti i membri direttivi di Girgenti Acque con Marco Campione in testa, tranne il dirigente Marisa Macaluso, che dopo l'interrogatorio ha convinto i pubblici ministeri. Poi seguono nella lista degli imputati imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, giornalisti, funzionari pubblici con responsabilità di vertice, manager e appartenenti alle forze dell'ordine. Tra di loro il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e il deputato di Italia Viva Francesco Scoma per l'ipotesi di reato di contributi elettorali irregolari, ma anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. Contestualmente, la Procura ha disposto una richiesta di archiviazione riguardante una sessantina di persone inizialmente indagate. Entra nel vivo il processo a carico di un poliziotto 58enne in servizio alla questura di Agrigento accusato di abuso dei mezzi di correzione in seguito alla vicenda divenuta poi virale. L'episodio immortalato in un video risale al 3 giugno 2020. Siamo all'interno di un centro d'accoglienza per migranti di Contrada Ciavolotta d'Agrigento. 2 ragazzi, secondo quanto si vede nel video, davanti a tutti gli altri ospiti della struttura sarebbero stati costretti a schiaffeggiarsi reciprocamente. Il poliziotto inoltre avrebbe colpito con 2 schiaffi uno dei 2, esortando l'altro a fare l'uomo. Ieri mattina davanti il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, sono comparsi i primi testimoni. Si tratta di un commissario e di un ispettore in servizio alla questura di Agrigento che hanno raccontato l'origine dell'attività investigativa. L'indagine nasce dall'esposto presentato dal presidente di una Onlus con un video allegato. La procura delegò gli stessi poliziotti a svolgere i necessari approfondimenti. Secondo l'accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Cecilia Bavarelli, l'ispettore avrebbe punito 2 migranti dopo un tentativo di fuga fallito dal centro di accoglienza dove erano stati sottoposti a quarantena. Dati Covid falsi. Chiusa l'indagine, la procura chiederà il processo per l'assessore regionale Ruggero Razza e altri 5. L'opposizione va all'attacco e chiede le sue dimissioni. Vediamo. Dati falsi sul monitoraggio dell'epidemia Covid in Sicilia. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio De Montis ha chiuso l'indagine e si appresta a chiedere il processo per l'assessore Ruggero Razza e per altre 5 persone. Si tratta dell'ex dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Maria Letizia Di Liberti e del direttore del servizio 4 dello stesso DASOE Mario Palermo. Gli altri indagati sono Salvatore Cusimano, dipendente dell'assessorato regionale all'industria, Emilio Madonia, dipendente di una società privata che si occupa della gestione del flusso dei dati sul Covid, Roberto Gambino, dipendente dell'ASP di Palermo e distaccato al DASOE. Per tutti l'accusa è quella di falso in concorso nell'ambito di quella che i sostituti Andrea Fusco e Maria Piaticino definiscono un disegno criminoso.
Alla dottoressa Di Liberti e Madonia viene anche contestato di aver indotto in errore, trasmettendo dati falsi, il Ministero della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità, che classificarono la Sicilia a rischio basso e non moderato nella settimana dal 14 al 20 dicembre. Al di là del rilievo penale sui quali altri giudici dovranno pronunciarsi, le accuse della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti dell'assessore Razza e dei suoi più stretti collaboratori confermano, dichiara Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia dell'ARS, un fatto in sé moralmente più grave dell'ipotesi di reato. Non può che indignare il tradimento del patto di lealtà con i siciliani rispetto alla tutela della loro salute. Passa la mozione del consigliere comunale Simone Gramaglia che impegna il comune di Agrigento a garantire equità nell'applicazione dell'IMU. Ci sono dei terreni ad Agrigento in cui per colpa di un cavillo burocratico non si può edificare, ma continuano ad essere tassati come se invece fosse possibile costruire. Arturo Cantella. Finalmente arrivano buone notizie per i tanti proprietari terrieri siti nelle zone vicino al mare, in particolare San Leone, dove i cittadini da anni erano vessati da bollette salatissime dovute ad aliquote IMU calcolate da uffici comunali agrigentini, come se San Leone era una zona paragonata ad Acapulco, a Rio de Janeiro, a Monte Carlo. Per di più le stesse erano considerate terreni edificabili, cioè pronti a costruire, ma sappiamo benissimo che ciò non è possibile per via della mancanza dello strumento urbanistico, il cosiddetto PRG, ancora non attuabile in quelle zone. Dopo anni e anni di battaglie da parte dei proprietari terreni che tra ricorsi, tempo perso e preoccupazioni non sapevano che fare se non confrontarsi e chiedere alla politica di porre fine a questa ingiustizia. Dopo tante insistenze, finalmente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale si è arrivati a una prima decisione che fa aprire le porte ai proprietari a istanze più serene e meno affaristiche da parte dei vertici del Comune che, come una prova, vogliono a tutti i costi che i cittadini paghino tariffe IMU molto alte. Infatti il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità dei presenti, tra maggioranza e opposizione, con soli 2 consiglieri usciti fuori dall'aula per incompatibilità, una mozione del capogruppo di Forza Italia, Simone Gramaglia. L'iniziativa è stata apprezzata anche da alcuni cittadini proprietari di aree edificabili presenti a Sala Sollano e intende garantire un'equità nell'applicazione dell'IMU e l'adeguamento dell'imposizione tributaria all'effettivo valore dei terreni sottoposti a tassazione. Il consigliere Gramaglia ha spiegato come da 15 anni il piano regolatore generale di Agrigento, approvato nel luglio del 2005, non è ancora vigente a causa di alcuni cavilli burocratici. I proprietari dei terreni destinati sulla carta a zona di sviluppo residenziale e turistico e ad altre zone limitrofe, denominate zone C3, C4 e D3, sono costretti già dall'anno di approvazione del piano regolatore al pagamento del tributo ICI-IMU. L'imposizione tributaria risulta molto gravosa, ammontando a diverse migliaia di euro, e i proprietari di questi terreni e di queste aree si trovano nelle condizioni di versare l'imposta senza che il loro bene abbia a tutt'oggi nessuna concreta possibilità di utilizzazione edilizia e senza che ne possano disporne pienamente. La mozione impegna quindi l'amministrazione comunale a operare la decurtazione dell'imposta richiesta, finalizzata a ridurre l'ingiusto prelievo perpetrato negli anni a danno dei cittadini interessanti, agevolando il più possibile accordi di transazione per il definitivo superamento del contenzioso in atto, anche per gli anni pregressi, e poi dare esecuzione a quanto indicato dall'Agenzia del Territorio nella relazione tecnico-estimativa del 2 maggio 2011, laddove recita testualmente: per i lotti che, pur ricadendo in zone edificabili per motivi di varia natura, non fosse possibile l'edificazione, sarà cura dell'ente committente applicare singolarmente e caso per caso opportuni coefficienti di abbattimento al fine di un'equa valutazione. Occorre quindi utilizzare ai fini della determinazione del valore ogni strumento idoneo, compreso le perizie giurate di stima prodotti dai proprietari, dai terreni e delle aree interessate, un primo passo verso una soluzione sicuramente più conciliante per i tanti cittadini che dopo anni hanno sofferto e sofferto.
Maxi controllo dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro nei vari centri edili del territorio agrigentino per verificare il rispetto delle norme sanitarie in materia di sicurezza e di regolarità di procedure. Alla fine dell'attività il bilancio è di 4 imprenditori denunciati e diverse sanzioni elevate. Scoperti anche lavoratori in nero, in un caso l'attività imprenditoriale è stata anche sospesa. 3 dei cantieri controllati si trovano ad Aragona, un 36enne è stato denunciato per l'omessa relazione relativa a un ponteggio, una 49enne amministratrice della ditta è stata deferita per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori in quanto trovati sprovvisti di dispositivi sanitari, un 41enne che si occupa di installazione di impianti elettrici e idrici e infine è stato denunciato per l'omessa relazione del piano esecutivo di sicurezza. A Santa Margherita Belice i carabinieri hanno invece ispezionato il cantiere edile di una palazzina in ristrutturazione. In questo caso a essere stato denunciato è stato il responsabile della ditta, un imprenditore 57enne, in seguito ad alcune irregolarità riscontrate. La scuola odierna di Palma di Montechiaro vola a Dubai per partecipare ad una competizione internazionale. Un'esperienza unica, quella vissuta da 6 studenti del tecnico informatico. 2 di loro fanno parte del team che ha vinto il primo posto. Vediamo. Team number 5, congratulations! Il team vincitore, 3 italiani e un'emirata, è composto da 2 alunni della scuola odierna di Palma di Montechiaro, comune della provincia di Agrigento. Sono Anna Rita Contrino e Angelo Ingiaimo. Prego, eccoci. Possiamo abbassare la musica, teniamo le immagini del padiglione della Soccer Andata Cup sullo sfondo. Così la scuola odierna di Palma di Montechiaro, con in testa il dirigente Annalia Todaro ed il professore Carmelo Ferrara, referente del progetto, è volata a Dubai in occasione dell'Expo 2020 e ha portato a casa un'importante vittoria. Si tratta di una competizione internazionale interamente in lingua inglese, 4 sfide su cui i ragazzi hanno prodotto delle ipotesi progettuali. Dall'1 al 6 marzo 6 alunni dell'Istituto Tecnico Informatico dell'Istituto odierna di Palma di Montechiaro hanno avuto la possibilità di partecipare a delle attività realizzate dal Ministero dell'Istruzione presso il padiglione Italia dell'Expo di Dubai. Un'esperienza unica che ha visto i nostri alunni confrontarsi con delle realtà internazionali, un'esperienza indimenticabile sia dal punto di vista della loro crescita umana che formativa. Le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale spingono infatti verso delle attività che mirano allo sviluppo di competenze. Nel caso specifico il percorso proposto dal Ministero dell'Istruzione era legato allo sport. Già nel mese di gennaio gli alunni avevano accolto la sfida del Ministero realizzando un'attività formativa che li aveva visti vincitori della prima sfida a livello internazionale. A giudicare i lavori dei team una giuria composta dagli organizzatori delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È il team vincitore direttamente dalla Sicilia. In poche battute, l'esperienza della Soccer Andata Cup qui ad Expo Dubai. Allora, l'esperienza è stata molto bella perché nonostante tutti i sacrifici che abbiamo fatto ci siamo anche divertiti e abbiamo legato anche tra di noi. Come ha già detto il professore Ferragina, abbiamo usato i dati dell'Università di Pisa per estrapolare 3 dati tra questi, che sono i passaggi totali del portiere, i passaggi corti e tutte le azioni svolte fuori dall'area. Come ad esempio abbiamo notato che Pepe Reina ha svolto il 76% delle sue azioni fuori dall'area, che è un dato molto notevole. In conclusione, dopo aver svolto questo progetto che si occupava di sfatare dei cliché,
Abbiamo capito che negli ultimi anni il calcio è cambiato molto. Il portiere non è più un giocatore che sta soltanto tra i pali, ma è fa parte della squadra. Velocemente i vostri nomi. Io sono Lorenzo. Io Martina. Angelo. Sofia. Anna Rita. Luca. E allora, il professor Carmelo Ferrara, il dirigente scolastico, una scuola siciliana, protagonista di questa Soccer and Data Cup incredibile ad Expo Dubai, l'emozione di seguire e accompagnare questi ragazzi. Un'emozione grandissima, perché una scuola siciliana di un paesino piccolo della Sicilia che partecipa a un evento così importante, un evento internazionale e vince. Non avete idea di quello che è successo al paese, cioè tutti li osannano, sono invidiosi nel senso positivo. Pensate che questi ragazzi, alcuni di loro non avevano mai preso un aereo e si sono trovati a vivere un'esperienza forse più grande di loro. Il Ministero sta battendo molto su questo, la scuola non è più quella che era ai miei tempi. Numeri di pagine, date, adesso la scuola deve sviluppare competenze e queste attività che il Ministero sta facendo sono veramente formative. Abbiamo dato delle opportunità grandissime a questi ragazzi che da domani sicuramente saranno migliori e soprattutto avranno più fiducia in se stessi, e questo è una cosa che la scuola oggi deve dare, sviluppare competenze e formare il cittadino del futuro, che non è soltanto un insieme di nozioni ma anche di competenze. Durante le attività realizzate presso il Padiglione Italia hanno avuto un'altra occasione formativa legata a quelli che saranno i giochi invernali di Milano Cortina. Anche qui protagonista lo sport. La loro sfida era individuare delle scelte attraverso un contributo di idee per il riutilizzo delle strutture che saranno realizzate per i giochi appunto di Milano Cortina. L'esperienza chiaramente è stata unica, hanno avuto modo di relazionarsi con studenti degli Emirati Arabi, con studenti delle altre scuole individuate dal Ministero, hanno avuto modo di mettere in campo tutte le loro competenze e dimostrare come la scuola italiana miri a trasformare le conoscenze in competenze e sviluppare il pensiero divergente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. A 50 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche de Il Padrino, la cittadina, il cui nome per anni è stato legato ai sanguinosi boss di Cosa Nostra, lavora ad un progetto ambizioso. Al Pacino potrebbe presto arrivare a Corleone, almeno questo è l'auspicio di Nicolò Nicolosi, sindaco della cittadina del Palermitano. I dettagli nel servizio. Come si dice, la pace bisogna volerla in due. Quello che mi preme, la cosa più importante per me, è di avere garanzie. Niente più aggressione contro mio padre, chiaro? Ma quale garanzie ti posso dare, Mike? Io sto più in pericolo di lui. Tu mi vedi più di quello che sogno. L'occasione me la sono persa. Il colpo l'ho fallito. Al Pacino potrebbe presto arrivare a Corleone, almeno questo è l'auspicio del sindaco Nicolò Nicolosi. Stiamo lavorando, dice, per averlo nostro ospite nei prossimi mesi. Già 20 anni fa era venuto qui per cercare i suoi lontani parenti, ammette all'ADN Kronos. A 50 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche de Il Padrino, il pluripremiato capolavoro di Francis Ford Coppola, tratto dal libro omonimo di Mario Puzo, la cittadina, il cui nome per anni è stato legato ai sanguinari boss di Cosa Nostra, lavora ad un progetto ambizioso. Da aprile a settembre organizzeremo una serie di eventi per ricordare anniversari eccellenti, l'arresto di Bernardo Provenzano, i 30 anni delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, e 40 dell'omicidio del generale della Chiesa, e l'anniversario della pellicola della Paramount. Un cartellone ancora in fase di elaborazione, ma che ha già un nome: legalità, coesione sociale e cultura. Devo andare un momento al bagno. Avete niente in contrario? Beh, quando scappa, scappa.
Aspetta. L'ho frugato io, è pulito. L'11 aprile del 2006, infatti, in una masseria di montagna dei cavalli fu arrestato Bernardo Provenzano. Quell'evento segnò uno spartiacque, spiega il sindaco che guida l'amministrazione comunale dal novembre del 2018, che ha già in passato, dal 2002 al 2007, amministrato la città di Corleone. Fino a quel momento i miei concittadini ritenevano lo Stato debole, perdente di fronte a Cosa Nostra, dice ancora. Dopo quell'arresto a Corleone prese corpo la voglia di libertà. Oggi Corleone però è distante da quell'immagine di paese di mafia veicolata per anni sui media. Don Vito era l'immagine di una mafia gattopardiana, un padrino di altri tempi che poteva contare su una sorta di legittimazione all'interno della società. Un riconoscimento non formale ma di fatto, spiega ancora il sindaco Nicolosi. A Corleone abbiamo conosciuto il passaggio da questa mafia a quella stragista. Oggi però di queste vicende parliamo in termini storici, qui la mafia che abbiamo conosciuto per fortuna non c'è più, non domina la vita del nostro paese, non è più il nostro marchio. Per Nicolosi tuttavia occorre che la notorietà negativa che ha segnato la nostra storia sia giocata in positivo, mostrando le cose belle, e sono tantissime quelle di Corleone. Il cartellone di eventi che stiamo organizzando va proprio in questa direzione, dice ancora, dimostrare l'attrattività della nuova Corleone, il percorso verso il riscatto e la rinascita. Vogliamo dare l'immagine di una città in movimento verso il bene, un cambiamento che per il primo cittadino è sempre più evidente negli under 50. Dopo l'arresto di Provenzano è maturata una coscienza nuova, una grande voglia di riscatto, un vero e proprio risveglio della comunità. A Corleone vive ancora Ninetta Bagarella, moglie del capo dei capi Totò Riina, abita in una strada che abbiamo intitolato a Cesare Terranova. Anche questo è un segno, conclude Nicolosi. Oggi nei suoi confronti non c'è più alcuna riverenza. Disturbi alimentari. Nasce una rete siciliana per l'assistenza. Vediamo. Si è svolta a Messina, presso il Salone degli Specchi della città metropolitana, la tavola rotonda sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. L'evento ha visto la partecipazione dei principali professionisti coinvolti nella cura dei disturbi alimentari e i rappresentanti delle associazioni dei familiari presenti nella realtà siciliana. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività collegate alla giornata del Fiocchetto Lilla, giunta alla sua 11ª edizione e istituita da Stefano Tavilla, papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia il 15 marzo 2011. In questi anni la sua associazione si è occupata instancabilmente di informazione, prevenzione, rete di automutuo aiuto, oltre all'impegno per il riconoscimento del fenomeno a livello di servizio sanitario pubblico. È un dramma veramente grave, veramente serio, e questo è il motivo per cui io con altri soci fondatori abbiamo creato questa associazione che si chiama Il Filo Lilla, Associazione Il Filo Lilla APS, che comprende genitori di varie parti d'Italia, che ci siamo conosciuti in una struttura residenziale del nord dove purtroppo siamo stati costretti tutti ad andare perché nei nostri territori non c'erano dei centri residenziali in grado di dare aiuto a chi già era in uno stato molto grave e avanzato della malattia. Questo è una cosa importante, fare un'associazione, perché significa dare la possibilità, una speranza, una possibilità, un contatto immediato a chi affronta per la prima volta il problema e non brancola nel buio per lungo tempo, per mesi, in cerca di una struttura, in cerca di capire cosa sta succedendo ai propri figli, alla propria famiglia, e quindi arrivare al centro di cura nel tempo più breve possibile, cosa che permette di poter avere un risultato nel tempo efficace e di guarigione. Avviato il restauro del crocifisso di Fra Umile, custodito nella chiesa di Porto Salvo nel Messinese. C'è il servizio. Lo stupendo crocifisso ligneo, opera di frate Umile da Petralia Soprana, custodito all'interno della chiesa di Porto Salvo di Messina, ritornerà al suo antico splendore. L'opera del grande scultore francescano, che si chiamava Giovanni Francesco Pintorno, è protagonista di un importante intervento di restauro. Si tratta di una delle tante opere realizzate dall'artista siciliano originario delle Madonie, che entrò come laico nell'ordine dei frati minori osservanti nel 1623, prendendo il nome di Umile.
Per tutta la vita scolpì numerosi crocifissi in legno che risentono dell'influenza rinascimentale e dell'arte statuaria spagnola. L'opera, restaurata negli anni '80, all'epoca versava in un pessimo stato di conservazione. Purtroppo dopo 30 anni si è ripresentato lo stesso problema di attacchi di insetti xilofagi, quindi l'operazione di restauro sarà più che in restauro un pronto intervento. Quindi si cercherà di fare una disinfestazione sia in bolla, quindi utilizzando sostanze che eliminano tutti i tarli, quindi a base di permetrina, dopodiché si inserirà in questa bolla che si metterà in quarantena per circa una ventina di giorni e ogni 3 giorni circa si inietterà per via nebulizzata all'interno di questa bolla per aumentare l'effetto del prodotto. Finito questa operazione di quarantena si procederà comunque a una revisione degli strati superficiali pittorici e quindi alla coesione, ci sono partite coese della struttura della pellicola pittorica sul legno, quindi si faranno infiltrazioni di collette animali per fissare il tutto, dopodiché si controllerà la parte estetica se ci sono piccole abrasioni o dei graffi che si sono fatti durante i 30 anni dell'opera. Calcio eccellenza, l'Acragas prepara la sfida di domenica prossima allo Stadio Seneto di Agrigento contro il Misilmeri. Arturo Cantella. Dopo la vittoria contro il CUS, l'Acragas torna in campo per preparare la sfida con la Don Carlo Misilmeri, terza forza del girone A di eccellenza, in programma domenica pomeriggio all'Esseneto alle ore 15. In caso di vittoria, i biancazzurri si porterebbero a +5 proprio sulla formazione del Palermitano, blindando così un secondo posto fondamentale in ottica play-off. Intanto il centrocampista Stefano Majorano e il tecnico Niccolò Terranova esortano il pubblico a riempire lo stadio Esseneto di Agrigento. Sì, è una settimana fondamentale contro un avversario che ad inizio stagione non ha badato a spese per costruire una squadra importante. Probabilmente noi siamo un po' più giovani, però in questo momento della stagione, in questo rush finale, contano tante altre situazioni come pubblico. Mi auspico che domenica ci sia il pubblico delle grandi occasioni, perché questa squadra onestamente per impegno, per sacrificio merita il pubblico che conosco io d'avversario dell'Acragas. Che prestazione servirà domenica contro il Misilmeri? Servirà una prestazione attenta. Incontriamo una squadra che ha un palleggio importante, soprattutto con gli uomini offensivi, sia a destra che a sinistra, quindi dobbiamo essere bravi a trovare le giuste contrapposizioni, dobbiamo essere bravi a capire che nella partita ci sono più partite, quindi gestire momenti di difficoltà, pur sapendo di avere delle grandi qualità, ma sapendo pure di affrontare un avversario che ci può mettere in difficoltà. Stefano Majorano, inizia la settimana importante per l'Acragas che prepara nel migliore dei modi la sfida contro il Misilmeri, in programma domenica all'Esseneto. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una partita tosta, una partita bella da giocare, una partita bella da vedere e dobbiamo fare la prestazione come stiamo facendo nelle ultime partite. Il Misilmeri che avversario è? È sicuramente un avversario ostico. Il Misilmeri è una buona squadra, ha nomi importanti, viene da 3 partite, le ultime 2 ha perso, domenica ha vinto con la Parmonval, ma è una squadra di qualità, una squadra esperta. Sappiamo che comunque ci metterà in difficoltà, e come è giusto che sia. Servirà dunque la partita perfetta, ma servirà anche l'apporto del pubblico. Il tuo appello ai tifosi biancazzurri per riempire domenica l'Esseneto? Ma questo ci hanno dato una mano sempre i nostri tifosi dall'inizio campionato fino ad oggi, quindi sono sicuro che questa partita verranno in tanti, perché comunque è una partita bella da giocare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.